Attualmente giace abbandonato e in totale disarmo sulla sponda destra del naviglio Brenta Mira, nel territorio comunale di Mira. Le sue condizioni sono pessime, a tal punto che è stato ridotto in una discarica galleggiante stracolma di rifiuti. Il progetto del comandante Ferruccio Falconi, ex capopilota della Corporazione Piloti dell'Estrario Veneto, e di suo figlio Nicola, armatore, manager e presidente della società Adriatic, è quello, insieme alle istituzioni, di recuperare questo battello per riportarlo al Lido di Venezia al Museo del Mare e metterlo così a disposizione della comunità veneziana. Il vaporetto degli anni 30 è un sogno e ha trasportato eh, migliaia, se non milioni di turisti, di veneziani, e quindi è una cosa alla quale la città è molto affezionata. Peraltro dal punto di vista anche tecnico-navale è un vaporetto degli anni 30, quindi un disegno particolarmente riuscito. Con all'interno la biblioteca tematica del mare e della navigazione e la possibilità anche di tenere delle conferenze a bordo e proiettare dei filmati chiaramente sulla storia del mare, sulla storia della navigazione così importante per Venezia. L'inossidabile Ferruccio giovedì festeggerà 95 anni con questo sogno e il Vaporetto presto potrebbe diventare una biblioteca galleggiante e una barca scuola per i ragazzi. Il recupero di quel vaporetto lì è un fatto storico importante perché quelle linee d'acqua così ben avviate non fanno moto ondoso e speriamo che ci aiutino le circostanze, le autorità competenti perché si crea qualcosa di molto valido